Bene, rivolgiamoci alla parola del Signore. Stiamo meditando da qualche settimana la lettera di Giacomo, una lettera che è stata definita il libro dei proverbi del Nuovo Testamento, proprio per la praticità, per i tanti esempi, per i molti esempi tra l'altro in una lettera relativamente breve. E abbiamo iniziato con il capitolo 1, che è un capitolo molto ricco di argomenti. Poi abbiamo detto, dopo la grande introduzione, che comunque abbiamo anche nelle registrazioni YouTube, se qualcuno vuole recuperare le puntate precedenti, abbiamo detto che dopo aver fatto una grande premessa, Giacomo affronta dei grandi temi che coinvolgono parti ampie dei capitoli. E uno dei grandi temi è quello che vedremo questa sera, iniziando la lettura del capitolo 2. E il tema è la condanna del favoritismo. Leggo dal versetto 1 di questo brano, quindi Giacomo, capitolo 2, dal primo verso. Poi leggeremo dei brani, ci soffermeremo per meditarli. Fratelli miei, la vostra fede nel nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della gloria, sia immune da favoritismi. Infatti, se nella vostra adunanza entra un uomo con un anello d'oro, vestito splendidamente, e vi entra pure un povero vestito malamente, e voi avete riguardo a quello che veste elegantemente, e gli dite: tu siedi qui al posto d'onore, e al povero dite: tu statene là in piedi, o siedi in terra accanto al mio sgabello. Non state forse usando un trattamento diverso e giudicando in base a ragionamenti malvagi? Ci fermiamo qui un attimo per considerare l'introduzione di questo argomento. Da quello che abbiamo letto si capisce subito il senso pratico dell'Apostolo Giacomo. Non sta a fare discorsi teorici, fa degli esempi chiari. Chissà che quegli esempi lui non li abbia visti di persone, quindi abbia in mente dei ricordi di qualche atteggiamento, di qualche sguardo, e quindi fa dei riferimenti che facilmente i suoi lettori possono collegare e ricordare. Intanto introduce dicendo: la vostra fede, il vostro cammino di fede nel nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della gloria, sia immune da favoritismi. Questo primo verso ci permette di nuovo di considerare la grande umiltà dell'Apostolo. Ci ricordiamo che questo Apostolo era un fratellastro di Gesù, un fratello carnale, e che quindi lui aveva il privilegio di aver conosciuto Gesù al di fuori del ministero terreno manifestato nei 3 anni finali della sua vita, qui prima della croce. Però abbiamo notato che Giacomo sempre si riferisce a Gesù Cristo come Signore, come Dio, con il timore dovuto da una creatura al creatore. E anche qui usa delle espressioni altissime: il Signore Gesù Cristo, il Signore della gloria. Quindi non c'è possibilità di sbagliarsi, non c'è alcuna confidenza che permette di allargarsi un po' a Giacomo. Per Giacomo Gesù Cristo non è mai stato, dopo la sua conversione, il fratello, il fratellastro, il fratellone. Lui è il Signore della gloria, e quindi ogni volta che parla della relazione di un credente con Gesù Cristo e anche della sua, lui ne sta parlando con il timore di chi sa di essere davanti al Salvatore, al Messia, al vero Dio e vero uomo. Quindi di nuovo abbiamo queste considerazioni da fare riguardo all'attitudine che Giacomo ha nei confronti di Gesù. E poi affronta l'argomento. Dice: la vostra fede, il vostro cammino di fede sia immune da favoritismi. Lui fa un esempio che adesso vedremo riguardo al ricco e al povero, ma qui sta parlando dei favoritismi, dei riguardi personali, quindi è un discorso che si può estendere ampiamente. Faremo poi eventualmente qualche esempio. E dice: se nella vostra adunanza, e questa parola nel greco può essere tradotta è sinagoga,
Questo ci permette di agganciarci ai motivi dell'epistola e ai destinatari dell'epistola. Sicuramente siamo prima della distruzione di Gerusalemme, siamo anche prima della conferenza di Gerusalemme, e l'idea di chiesa che ha in mente Giacomo è ancora un'idea di una chiesa ebraica, giudea, perché il problema dei gentili, bel problema della salvezza dei gentili, non si è ancora esteso, non è diventato ancora argomento di riflessione per i cristiani giudei. E quindi molti termini che usa Giacomo, tra cui adunanza, che è sinagoga, sono legati alla cultura e all'ambiente ebraico. E quindi lui, quando parla di sinagoga, sa che si sta riferendo dei giudei convertiti a Gesù Cristo, e quindi non è un termine dell'Antico Testamento, è un termine che è ancora nella cultura della Chiesa primitiva, che ancora non vede i gentili ampiamente diffusi nella Chiesa cristiana. E quindi dice: nella vostra adunanza entra un uomo con un anello d'oro vestito splendidamente, ed entra un povero vestito malamente. Se voi avete un trattamento diverso, ed è un trattamento diverso che non è dato dal ruolo di quella persona, da quello che deve fare durante la riunione, ma unicamente dall'apparenza esteriore, unicamente dall'impressione che vi ha fatto, oppure dalla vostra conoscenza di quella persona. Voi, dice Giacomo al verso 4, non state usando un trattamento diverso, giudicando in base a ragionamenti malvagi. Questa parola malvagi è una parola forte, che noi tante volte non applichiamo a comportamenti che consideriamo tutto sommato non gravissimi. Sì, ho avuto un riguardo per un fratello e meno riguardo per un altro fratello, oppure sono stato più sensibile, più attento, ero attento agli sguardi, ero attento alle reazioni di quel fratello perché appariva in un certo modo o ricopriva una certa posizione sociale. Noi scusiamo un po' questi comportamenti. Giacomo invece li chiama ragionamenti malvagi. E se ci venissero a dire tu sei malvagio nei tuoi ragionamenti, probabilmente noi ci offenderemmo, perché la parola malvagio è una parola forte, però tutto quello che è peccato davanti a Dio è malvagità, è cosa non buona, e quindi il termine malvagio, pur doloroso, è un termine che è corretto. Quindi Giacomo va subito diretto al punto. I vostri ragionamenti sono malvagi se voi decidete qual è il posto a sedere in base all'aspetto esteriore o alla considerazione personale. Dicevo, questo vale per la discriminazione ricco-povero, ma ci sono molti altri riguardi personali che entrano in ballo in questo ragionamento. La simpatia, l'affinità caratteriale, la parentela, i modi culturali anche, la cultura, l'istruzione, il garbo, la timidezza o l'esuberanza. Sono tanti fattori che, in base al nostro modo di vedere oppure alle nostre attitudini, se ci urtano o se ci mettono a nostro agio, ci spingono di tanto in tanto ad avere considerazioni e riguardi personali, e quindi mettere nella nostra mente, a volte anche in modo inconsapevole, delle classificazioni ai fratelli, i fratelli più simpatici, le persone su cui dobbiamo fare colpo e quindi di cui dobbiamo avere il favore, oppure quelli che possiamo lasciare indietro perché sono più semplici o perché magari sono più esuberanti e potrebbero farci fare brutta figura. Sono innumerevoli gli esempi che si possono fare riguardo ai favoritismi. Questi favoritismi riguardo all'opera del Signore, riguardo alla vita della Chiesa,
sono dei ragionamenti malvagi. Noi non dobbiamo avere favoritismi nella Chiesa, non dobbiamo avere favoritismi riguardo ai destinatari del messaggio di salvezza, ai destinatari dell'evangelizzazione, non dobbiamo avere favoritismi relativamente al predicare la parola, non ci deve essere nessun favoritismo neanche nei sentimenti, quindi non dobbiamo voler bene di più a uno, di più a un altro. Questo non significa che non ci possano essere delle amicizie più strette, perché per forza di cose non è possibile avere lo stesso tipo di relazione uguale con tutti, ma nei sentimenti noi non dobbiamo avere nessun tipo di favoritismo, nei sentimenti, nelle valutazioni. Questo non è facile, certamente, ma dobbiamo pregare il Signore che la nostra coscienza sia pura davanti a Dio, che il Signore ci riveli se in qualche cosa stiamo facendo favoritismi. C'è qualcosa da dire che è particolare riguardo ai favoritismi, che tutti vorrebbero essere destinatari di un favoritismo, al punto che chi vuole che qualcuno lo favorisca spesso accusa quel qualcuno di favorire gli altri perché non è favorito lui stesso. Anche questa è una forma di favoritismo. Tante volte noi vorremmo ottenere ciò che è nei nostri piani, nelle nostre idee, nei nostri desideri. Dobbiamo accettare anche che non sempre possiamo essere soddisfatti nei nostri desideri e nelle nostre richieste, proprio perché forse ci troviamo davanti a qualcuno che non fa favoritismi. Dio ci aiuti quindi ad avere una coscienza pura ed essere liberi da ogni favoritismo. Anche perché con una mente molto lucida Giacomo fa degli esempi e dice: ascoltate, al verso 5, fratelli miei carissimi, Dio non ha scelto forse quelli che sono poveri secondo il mondo perché siano ricchi in fede ed eredi del regno che ha promesso a quelli che lo amano? Voi invece avete disprezzato il povero. Non sono forse i ricchi quelli che vi opprimono e vi trascinano davanti ai tribunali? Non sono essi quelli che bestemmiano il buon nome, il nome del Signore, che è stato invocato su di voi? Ecco, qui usa un po' di ironia Giacomo e dice: ma fatemi capire, quando venite vessati, quando venite oltraggiati, quando venite colpiti, chi è che vi colpisce? Non sono forse i ricchi? Non sono forse i potenti? Non sono forse quelli che hanno delle risorse o delle posizioni e a volte abusano di tutto questo? Quindi è un controsenso che voi vi lasciate condizionare dall'apparenza e vi dimenticate improvvisamente che quelli che vi fanno soffrire sono proprio quelli che state favorendo, il ricco che fate sedere nella posizione d'onore nella Chiesa. Ancora, dice Giacomo, ma non sono forse i poveri quelli che il Signore ha risollevato, come dice il Salmo, che lui rialza il povero dalla polvere? Non sono forse i poveri quelli che adesso sono ricchi in fede, ricchi nel Signore? Questo lo dice Giacomo perché probabilmente l'identità sociale della Chiesa primitiva vedeva molti poveri, molte persone considerate tra gli ultimi nella società, eppure graziati dal Signore. Quindi in qualche modo Giacomo sta dicendo: state ribaltando tutto condizionati da un'apparenza, una valutazione che non è buona davanti a Dio. Quindi fate una considerazione lucida, fratelli. Ora, quando vi toccano il vostro, queste persone sono vostri nemici. Quando però dovete vedere di far bella figura, improvvisamente i vostri nemici diventano i vostri amici. Non sia così. Non sia così, soprattutto quando questo va a discapito dei vostri fratelli che forse sono poveri, semplici, considerati gli ultimi nella società, perché loro sono vostri fratelli. E invece state onorando chi vi fa soffrire e state sfavorendo quelli che sono eredi con voi della grazia.
E quindi usa questa ironia dicendo: avete ribaltato tutto, quelli che sono eredi della grazia li considerate gli ultimi, e quelli che vi fanno soffrire improvvisamente diventano l'oggetto del vostro favoritismo. E poi prosegue, verso 8. Certo, se adempite la legge regale, e qui noteremo sia qui che più avanti come si esprime Giacomo riguardo alla legge del Signore. La legge regale, dice qui, oppure si potrebbe tradurre la legge sovrana, la legge del Signore. Se adempite la legge regale, come dice la scrittura, ama il tuo prossimo come te stesso, fate bene. Però attenzione, perché questo è da mettere in pratica. Ma se avete riguardi personali, state attenti, perché forse vi sembra poco, ma voi non state più adempiendo quel comandamento. Voi commettete un peccato e siete condannati dalla legge quali trasgressori. E anche qui il termine usato da Giacomo è diretto. Anche questo può sembrare doloroso, come era doloroso ragionamenti malvagi, che noi non vorremmo mai che sia un'espressione applicata alla nostra vita. Anche qui, qui Giacomo sta dicendo: avere riguardi personali è un peccato, quindi c'è poco da dire. Tutto quello che Dio non approva è un peccato davanti a Lui. E dice quindi: voi state trasgredendo, avete dei riguardi personali e state commettendo un peccato, e come peccato questo vi fa trasgressori della legge. Siete condannati dalla legge quali trasgressori. E qui fa un cappello Giacomo riguardo a come dobbiamo considerare noi la legge del Signore. Al verso 10 dice: chiunque infatti osserva tutta la legge, ma la trasgredisce in un punto solo, si rende colpevole su tutti i punti. Poiché colui che ha detto non commettere adulterio, verso 11, ha detto anche non uccidere. Quindi se tu non commetti adulterio, ma uccidi, sei trasgressore della legge. Ecco, qui dobbiamo considerare la precisione con cui Giacomo si esprime, e non parla di leggi al plurale, ma parla della legge del Signore, e parla di un unicum, parla di un corpo intero di norme che rappresenta la legge del Signore, che si può esprimere anche con il termine la volontà del Signore. La legge del Signore serve per noi per conoscere la volontà del Signore. E quindi noi non diciamo le volontà del Signore, parliamo della volontà del Signore, di un'unica volontà che è espressa nella sua legge. E quindi quando Giacomo dice se voi trasgredite un punto della legge, voi state trasgredendo la legge del Signore, il principio della legge del Signore, che è un principio di santità, è un principio di armonia, un principio di unità nell'amore. Quindi non dovete vedere la legge del Signore come un elenco di cose da fare, cercando di farne il maggior numero possibile, ma dovete vedere la legge del Signore come la volontà di Dio. E quindi non vi illudete se voi date la decima, dice Giacomo, frequentate assiduamente la casa del Signore, vi comportate in modo fedele in molti ambiti della vostra vita personale, ma poi siete leggeri, non considerate qualcosa di grave avere dei favoritismi. Voi state trasgredendo la legge, state trasgredendo la volontà del Signore, e quindi state commettendo un peccato. Anche questo è un termine molto forte dell'Apostolo. Sicuramente si saranno svegliati i lettori dicendo: io non pensavo di compiere qualcosa di così grave. Eppure questo aspetto è sottile, può non essere così appariscente, ma parla di una radice che c'è nel cuore, che tra poco vedremo. Verso 12. Parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo la legge di libertà, perché il giudizio è senza misericordia contro chi non ha usato misericordia. La misericordia invece trionfa sul giudizio. In altre parole, Giacomo sta dicendo: è la legge dell'amore quella che vince.
e deve essere un amore secondo Dio, quindi senza favoritismi, senza discriminazioni, senza considerare chi ci va più a genio, chi no, ma noi dobbiamo avere la grazia da parte del Signore di considerare tutti indistintamente degni di ricevere il nostro favore, la nostra attenzione, la nostra cura, perché questo, se c'è, ci parla dell'opera di unità che l'amore di Dio ha saputo costruire nel nostro cuore. Se non c'è, rivela il frutto che si manifesta, cioè che nel nostro cuore non c'è un amore davvero incondizionato, davvero che ci permette di vedere tutte le persone nello stesso modo. E questo non è l'opera del Signore. Ci ricordiamo, l'abbiamo meditato negli scorsi giorni, il giorno di Pentecoste ha unito le culture, il giorno di Pentecoste ha parlato di un Dio che voleva raccogliere sotto il suo nome tutte le genti. L'opera del Signore è un'opera che vuole raccogliere tutti i popoli in un solo popolo, e quindi questo si deve manifestare soprattutto nella Chiesa, senza alcun favoritismo, senza alcuna valutazione personale che ci spinge a preferire uno piuttosto che un altro. Il credente deve essere capace di stare con tutti. Il credente non deve, se è animato dall'amore di Dio, vivere di partiti, decidere di stare con un gruppo di persone, scegliere di sedersi sempre con gli stessi, ma deve amare, non forzarsi, ma deve amare di stare con tutti, anche con quelli che forse possono essere scartati dagli altri. Il credente non ha favoritismi, sta bene con uno, sta bene con l'altro, perché stima l'uno e stima l'altro nello stesso modo, e tra l'altro, come ci insegna anche Paolo, li stima superiori a se stesso. Giacomo cita il grande comandamento: ama il tuo prossimo come te stesso. Paolo va di più oltre, dicendo ciascuno stimi gli altri superiori a se stesso. E quindi in questo possiamo vedere come si uniscono ancora la teologia di Paolo e la teologia di Giacomo, che insieme completano l'insegnamento del Nuovo Testamento. E quel Paolo che era stato accusato di parlare solo di fede, di grazia e non di opere, è lui stesso che rincara la dose rispetto a Giacomo e dice: non solo considera gli altri come te stesso, ma considerali superiori a te stesso. Quindi il credente non deve avere nessun favoritismo. Vorrei fare una considerazione riguardo ai poveri in modo particolare. Io sono convinto, da quanto leggo nella Scrittura e da quanto leggo ancora di più nel Nuovo Testamento, che la Chiesa deve essere votata a prendersi cura dei poveri, piuttosto che disprezzarli, piuttosto che sentirli come delle zavorre. La Chiesa deve prendersi cura dei poveri, farlo con giustizia, farlo con equità, ma nel nostro cuore dobbiamo avere un sentimento profondo di misericordia nei confronti di chi è povero e non può provvedere a se stesso. La Scrittura molte volte parla delle ricchezze, addirittura specifica molto forte questo ragionamento biblico, che Dio concede ad alcuni di avere più sostanze finanziarie, non per stare più comodi, più agiati, o potersi permettere qualcosa di più, comprarsi qualcosa di più, ma Dio permette maggiore ricchezza di quello che ci serve per il necessario, perché noi possiamo provvedere a chi non ha le stesse possibilità. È scritto chiaramente nel Nuovo Testamento. E quindi questo noi lo dobbiamo considerare, dobbiamo avere a cuore i poveri. Faccio un'altra considerazione: noi dobbiamo considerare che un credente non può vivere nella logica del consumismo, un credente non può lasciarsi andare nel spendere delle proprie finanze per cose che sono oltremodo costose, immoralmente costose a volte. Il credente non può ricercare
lo sfarzo, le cose alla moda che hanno prezzi che sono troppo alti, più alti di quello che sarebbe giusto spendere per oggetti, capi di abbigliamento, automobili, perché tutto questo ci fa capire che forse siamo attenti al marchio, siamo attenti alle cose che sono di considerazione in un mondo che non ha Dio come fondamento. E questo lo dico perché quel tipo di spese di solito coincide anche con un disinteresse nei confronti di chi non può permettersi, non dico quel tipo di spese, ma anche molto meno. Quindi c'è sempre nel cuore del credente il peso di anche non apparire oltremodo ricco, oltremodo facoltoso, per timore e rispetto che manifesta l'amore nei confronti di chi non può spendere in quel modo. Questi sono concetti cristiani che devono scendere nel cuore del credente. La Chiesa non può essere una Chiesa che asseconda desideri consumistici, e mi rendo conto che questo è molto difficile nella società in cui viviamo, ma noi siamo il popolo di Dio, e i nostri principi, quelli che animano anche le nostre scelte quotidiane, quelle che consideriamo a volte innocue e che invece possono essere animate da ragionamenti malvagi, i nostri principi sono quelli della Scrittura. E io mi faccio pensiero se amo il mio fratello, che forse può sentirsi una persona da poco, una persona che non ha le possibilità che ho io mi faccio pensiero di non apparire in nessun modo nella mia vita qualcosa che lo possa far sentire a disagio. Il ricco che si mette l'anello d'oro, la veste sontuosa, di fronte a quello che è vestito malamente. Io devo farmi pensiero anche di tutte queste cose, perché voglio che nella Chiesa del Signore ci possiamo sentire allo stesso livello, il livello di chi è peccatore ed è amato. Nella Chiesa del Signore, e questa è l'ultima considerazione che faccio, riguardo alla misericordia che trionfa sul giudizio, non ci deve essere nessun tipo di discriminazione. Ora, questo è un argomento che tante volte nella storia della Chiesa ha visto i credenti essere ciechi, impreparati e anche immaturi. Addirittura la storia del movimento pentecostale è una storia che nasce in un contesto di discriminazione. Noi conosciamo la storia della scintilla pentecostale che si è accesa a Topeka, in questa scuola biblica. Il direttore Parham era un bianco che decise poi con il gruppo di studenti di predicare in modo itinerante che il Signore battezzava nello Spirito Santo. E quando arrivò dalle parti della California e iniziò a predicare, William Seymour, un credente, una persona di colore, volle andare a sentire questo predicatore, questo nuovo messaggio, però era di colore. E quando Parham predicava, come era in uso dove c'era discriminazione razziale negli Stati Uniti dell'inizio del Novecento, le persone di colore gli afroamericani, per intenderci, che volevano assistere a culti presieduti da bianchi, lo potevano fare solo in una stanza attigua, separati da una tenda, quindi bianchi da una parte e neri dall'altra. Questo chiaramente stona con l'idea che esprime Giacomo in questo capitolo. C'era una forma di discriminazione in una nazione, gli Stati Uniti dell'inizio del Novecento, dove c'erano ancora queste separazioni. Però poi noi scopriamo che questo Seymour, che riceve questo messaggio, lo predica a Los Angeles, viene buttato fuori dalla chiesa che non ricevette quel messaggio, ma viene accolto in una casa privata, e da lì il Signore iniziò a battezzare nello Spirito Santo e trovarono il locale di Azusa Street. Noi
vediamo che in Azusa Street, quando davvero divampò il risveglio pentecostale, lì davanti al risveglio, che durò 3 anni, non ci fu più né bianco né nero. Ad Azusa Street potevano entrare tutti. Dio aveva abbattuto la barriera della discriminazione per mezzo della potenza dello Spirito Santo. Quando Dio opera nei cuori dei credenti, quando i credenti fanno la volontà di Dio, nella Chiesa non ci può essere discriminazione. Non ci può essere discriminazione tra lo straniero e il credente locale. Non ci può essere discriminazione tra il ricco e il povero. Non ci può essere discriminazione tra la persona di cultura e colui che forse non ha cultura o addirittura è analfabeta. Non ci può essere discriminazione tra in Italia settentrionali e meridionali. Non ci può essere nessun tipo di discriminazione. Dio ci deve aiutare in questo. Il messaggio del Vangelo deve arrivare a tutti. Questo non vuol dire che noi accogliamo le condizioni di errore, le condizioni di peccato. No, la predicazione è uguale per tutti. Non può essere più morbida per alcuni e meno morbida per altri. Sono tutti uguali davanti a Dio, siamo tutti peccatori, siamo tutti bisognosi della grazia. E sulla base di questo punto di partenza noi ci consideriamo uguali e senza favoritismi, senza discriminazioni. Nella Chiesa del Signore noi vogliamo ricevere tutti la parola del Signore. Nella Chiesa del Signore noi vogliamo tutti ricevere i frutti meravigliosi della comunione fraterna. Dio ci aiuti a essere parte in questo. Noi vogliamo che la misericordia trionfi sul giudizio. Noi vogliamo che il metro con cui saremo giudicati non sia il giudizio implacabile, che è il metro con cui noi forse abbiamo fatto delle discriminazioni e abbiamo avuto dei favoritismi, ma sia la misericordia che noi abbiamo usato nei confronti degli altri perché abbiamo amato di quell'amore che Dio ha dato al nostro cuore. Questo è l'insegnamento di Giacomo che noi vogliamo prendere per noi e vivere nella Chiesa un clima di unità, un clima di uguaglianza, un clima nel quale chi giudica è il Signore, dove vogliamo chiedere perdono dei nostri peccati quando il Signore ci indica le cose che a Lui dispiacciono, e questo vale per tutti, vale per il ricco, vale per il povero, per l'uomo, la donna, l'anziano, il giovane. Questo ci rende uguali, essere alla presenza del Signore e ricevere la Sua parola. Fratelli, vogliamo pregare il Signore che questa parola possa essere messa in pratica. Possa Dio benedirci e Dio volendo ci ritroveremo online ancora per la meditazione della parola in diretta domenica mattina intorno alle ore 11. Un caro saluto, Dio ci benedica.